959. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, qui siamo oltre al classico errare umano, perseverare diabolico. In questo attaccamento morboso di Ursula von der Leyen, dell'elite eurocratica, delle istituzioni europee al Green Deal, si va anche oltre l'ideologia, cioè questo attaccamento contro ogni evidenza empirica, contro ogni riscontro economico, contro ogni tornante della storia che si spalanca, probabilmente scomoda una dissonanza cognitiva, proprio perché se no non si capisce questa ostinazione. In ogni caso partiamo dalla cronaca. La cronaca sono le dichiarazioni più che lunari, diciamo da un'altra galassia, sfornate dalla presidente Ursula von der Leyen presentando la bussola europea sulla competitività. Sapete che l'Europa affronta il tema della competitività sfornando dossier e documenti, l'America competendo nella realtà. In ogni caso, pezzo forte di questa bussola, per dirvi quanto sia centrata la bussola medesima, è non solo la non dismissione, ma il rilancio sul Green Deal. Quel che segue, tra virgolette, la transizione verso un'economia a zero emissioni è essenziale per la prosperità. È essenziale per la prosperità. Cioè, sostanzialmente, cessare la produzione classica, la produzione che si basa sui combustibili fossili, l'unica vera produzione di massa oggi possibile, quella che Donald Trump ha rilanciato negli Stati Uniti, sulla parola d'ordine trivellare, libertà di scelta per il consumatore, prosperità, quella sia autentica, cioè quella che si traduce nei posti di lavoro. Di fronte a questo grande paradigma rotto dalla nuova amministrazione americana, di cui qualunque classe dirigente minimamente cosciente di sé al di qua dell'Atlantico non potrebbe tener conto, ebbene la von der Leyen ribadisce con un dogmatismo proprio acefalo: le zero emissioni sono essenziali per la prosperità addirittura. Voglio essere molto chiara: l'Unione Europea mantiene gli obiettivi del Green Deal senza alcun dubbio, è una forza unica che abbiamo. Sì, certo, siete gli unici che insistono in questa follia. Né l'America in nome della libertà di produzione, né la Cina in nome del pragmatismo del capitalismo di Stato si sognano minimamente di seguire una tale follia. Quindi, peraltro, le emissioni globali non si ridurranno di alcuna dimensione sensibile, ma si inscenerà il suicidio delle filiere produttive europee. Ed è una forza unica questa convinzione che hanno la von der Leyen e i suoi scherani. L'industria delle tecnologie pulite alla ricerca di opportunità. L'Europa è aperta agli affari, che siano rigorosamente green però. Ricordiamo tra l'altro il recente scandalo denunciato dal giornale olandese Telegraph, per cui la Commissione stessa finanziava lobby tese
a influenzare gli europarlamentari su legislazione filo Green Deal, in un cortocircuito allucinante. Quindi il concetto di affari è sempre molto particolare, ha sempre poco a che fare col libero mercato e molto con le ideologie eterodirette. Più di un quinto delle tecnologie pulite nel mondo sono sviluppate proprio qui in Europa. Dobbiamo quindi lavorare sodo per rimanere al primo posto in questa speciale classifica. Poi nelle classifiche appunto della competitività generale, della produzione reale, del benessere, dell'aumento dei posti di lavoro si può benissimo rimanere indietro. Basta rimanere in testa in quella delle tecnologie pulite. Pertanto i primi arrivati saranno premiati con la certezza degli investimenti, con la preferenza negli appalti pubblici e con la semplificazione degli aiuti di Stato in settori mirati. C'è quest'ottica premiale, no? Per cui chi china la testa prima al dogma verrà premiato dall'eurocrazia. Naturalmente lavoreremo anche con le industrie più tradizionali, cioè non le faremo fuori dalla sera alla mattina, in modo ovviamente sempre da sostenerle nella transizione. In effetti, domani lancerò il dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica, e qui mi si gela il sangue nelle vene se tanto mi dà tanto. La sosterremo nella sua profonda transizione. Questo è l'approccio dell'elite eurocratica all'industria automobilistica, all'industria chiave del vecchio continente, sostenerla nella sua profonda transizione, che è un dogma, non è in discussione, la realtà può muovere tutti i passi che vuole, l'amministrazione americana può prendere tutte le scelte che vuole, la Cina può andare per conto suo, noi sosterremo l'industria dell'auto, sempre nella sua transizione, che ne pensi l'industria dell'auto medesima. È meraviglioso. Faremo in modo, qui suona involontariamente tragicomica, che il futuro dell'auto rimanga saldamente radicato in Europa. Sveglia von der Leyen, non è già più radicato in Europa, quando Volkswagen, quando Audi, quando giganti dell'automotive continentale stanno saltando in serie anche in Germania, anche nelle case madri, per la follia del Green Deal, il futuro dell'auto non è già più radicato in Europa, lo sarà sempre meno se si ribadirà questa follia medesima. E infatti il capolavoro finale, per cui ci si stenta abbastanza a credere, è il seguente. C'è lo stesso obiettivo, ma vogliamo raggiungerlo meglio e più velocemente. E per questo dobbiamo ridurre la complessità, parlare con le aziende. Cioè l'obiettivo del Green Deal, che suicida definitivamente l'industria dell'auto europea, rimane. Va solo raggiunto più velocemente. Capite che la dissonanza cognitiva è l'ultima ipotesi rimasta per chi, come Ursula von der Leyen, rimane ancorato a questo dogma superato dalla storia contro ogni realtà. Grazie a tutti, a domattina.